Siamo al consueto appuntamento dell'approfondimento, appunto dopo il TG. Oggi lo dedichiamo alla sanità. C'è il mio amico Arcangelo Badolati collegato. Arcangelo, noi di sanità abbiamo scritto tanto, no? Il Abbiamo 2010 abbiamo... scritto e vissuto pure tanto, perché intanto buon pomeriggio dalla Gazzetta del Sud. Abbiamo vissuto pure in tutti questi anni, proprio come testate giornalistiche, la tua, la mia, cioè tutte le cose che ci hanno raccontato i cittadini, tutte le cose che abbiamo visto, registrato, che abbiamo raccontato noi. Una sanità che possiamo definire in questo momento totalmente fallimentare dal punto di vista gestionale, un commissariamento che ha ridotto la sanità a nulla, perché non si capisce più nulla, e un piano di rientro che ha confermato la volontà di trasformare la sanità, che dovrebbe tutelare un diritto inalienabile stabilito dalla nostra Costituzione, in una questione aziendale. D'altronde l'acronimo ASP è significativo pure di questo. Insomma, che vi devo dire? Io sono, dopo aver visto, anche per ragioni familiari, intanto l'impegno straordinario dei medici, il coraggio, l'abnegazione, i sacrifici di medici, infermieri, davvero negli ospedali ho visto cose veramente eroiche, Se non non fosse solo in per relazione al loro, Covid, io mi riferisco anche a tutto quello che è se stato non fatto fosse per prima. loro, Arcangelo, se non fosse per Eh, il loro spirito di appartenenza, Ci sono, l'abnegazione, per quello che carità, ci mette. Attilo, ci sono pure i furbetti, quelli che si Eh, imboscano agli uffici, però ci sono la gran parte dei medici, degli infermieri, anche degli operatori, gli OS, c'è questa gente davvero che lavora col cuore, che non guarda orari, ci ho visto cose, se no tante vite non sarebbero state salvate, perché operano davvero in condizioni come organico, come strutture, come strumentari a disposizione drammatiche. E poi ci sono gli amici medici che io amo di più, cioè i medici di famiglia, con noi oggi c'è Antonio D'Ingianna, che sono quelli che stanno accanto alla gente. Sono i medici che abbiamo conosciuto quando eravamo bambini, che venivano a casa, che non facevano solo ricette, erano medici che stavano vicini, conoscevano ogni angolo di un paese, di una piccola comunità, di una comunità più grande, che sono quelli che hanno salvato centinaia di persone, che hanno un'esperienza tale che di fronte a un sintomo sono in grado davvero di spiegarti che cosa sta avvenendo nel tuo corpo, proprio perché hanno guadagnato sul campo un ruolo importantissimo. Anche loro sono stati sviliti in questi anni, sono stati trascurati, quindi di questo dobbiamo parlare oggi. C'è, Antonio Di Gianna fa parte anche della comunità competente, quella che ha messo in piedi Rubens Curie, che è collegato con noi da Reggio Calabria. Rubens, si parla spesso del fatto che questa sanità ha le casse vuote, ma è davvero così? Non abbiamo soldi? Tu che la No, conosci bene. sì, io sono 2 anni che, lo dico da tanto tempo, ma da 2 anni che l'ho scritto. Praticamente i soldi ci sono, e i soldi non vengono utilizzati. Soltanto faccio un esempio. Ho sentito oggi in televisione il roboante annuncio del ministro De Micheli che ha messo 40 milioni per l'alta velocità, ma noi abbiamo 86 milioni di euro, dico 86 milioni di euro, per acquistare attrezzature medicali che sono all'interno del decreto Calabria, poi diventata legge 60, ma che sono vecchi soldi, perché non è che hanno messo soldi in più, che da vari anni ci portiamo dietro. E quindi questo è incredibile. Se vuoi nel corso della trasmissione posso iniziare a sciorinare cifre che sono cifre. Dammene qualcuno, dammene... Ma guarda, allora, se vogliamo iniziare dal 1998, dalla delibera CIPE che dava 14 milioni circa di euro, allora non erano euro, ma diciamo di euro, per la messa a norma dell'ospedale di Locri, soldi che sono sempre lì, tranquilli, fermi, voglio dire, no? O ancora il 1998, eravamo al governo D'Alema, quindi 22 anni fa, 18 milioni di euro per quanto riguarda l'azienda ospedaliera di Reggio Calabria, dove dovevano fare un parcheggio multipiano, una foresteria e un allargamento della strada a cui si accede perché è una specie di imbuto, che a un certo punto non utilizzati, dopo vari anni hanno detto beh, allora sono 10 anni che non li utilizzano, siccome sono aumentati i costi del grande ospedale della Piana di Gioia Tauro, mettiamoli lì dentro. E quindi hanno preso questi 18 milioni di euro e li hanno messi dentro, diciamo, per quanto riguarda
l'ospedale di. E abbiamo in tutto, ti posso fare l'elenco, ma più di 1.600.000.000 di euro per quanto riguarda l'edilizia sanitaria. E quello che fa rabbia è che, poiché sono fondi anche vecchi, voglio dire, è evidente che aumentando il costo della vita è necessario sempre rimpinguare, no? Hanno fatto qualche giorno fa, a marzo, Cotticelli ha fatto un DCA, ha preso 50 milioni di euro, no? Da questo grande cassaforte, e li ha distribuiti ai 3 grandi ospedali da costruire, quello della Sibaritide, quello di Vibo e ancora una volta quello della Piana. No, perché, ripeto, i costi. E io lo dico spesso, questo è come praticamente un taxi che è fermo davanti all'ingresso, il tassametro gira e il padrone sta su, la persona che deve accedere sta su a casa sua tranquillo seduto, ma il tassametro gira. E chi è che paga alla fine? Sono sempre i calabresi, perché sono in strutture che sono strutture purtroppo non a norma, no? E perché non parliamo solo di ospedali, parliamo di case della salute. Solo che lì per le case della salute, Attilio, la situazione è più drammatica, perché essendo fondi europei, l'Unione Europea dopo un certo numero di anni, questi soldi te li riprende. E infatti ha fatto così. Una parte di questi soldi, 18 milioni di euro, praticamente dedicati alle case della salute, sono stati riprogrammati, tecnicamente si dice così, cioè non sono finiti in Calabria. Calabria, ahimè, una regione molto strana, perché tra l'altro noi paghiamo l'IRAP e l'IRPEF più alta d'Italia, essendo commissariati, 100 milioni di euro l'anno i calabresi tirano in più dalle loro tasche come punizione, puniti non so da che cosa, voglio dire, che cosa abbiamo, quali sono i peccati che noi dobbiamo scontare. Perché abbiamo sprecato, Ruben, abbiamo sprecato. Ci sono tutta questa montagna di soldi e poi medici di famiglia, come Dingianna, che durante l'emergenza hanno dovuto, come dire, fare di necessità virtù. Che cosa? Hanno dovuto mettere a repentaglio la loro vita senza che a loro venisse dato tutto il materiale necessario per affrontare questa emergenza, no? Mi pare che alla fine... Noi abbiamo avuto in Italia 165 medici che sono morti. 165. Ruben, voglio sentire Antonio Dingianna. Sì, ha perfettamente ragione Rubens e ha perfettamente ragione tu, Attilio. Salute e buonasera a tutti, innanzitutto. E il problema è sempre lo stesso. Noi continuiamo a dire che siamo senza mezzi di protezione ancora, ma i mezzi di protezione mancano anche ai colleghi specialisti ambulatoriali. Questo è uno dei motivi per cui gli ambulatori ancora non riescono, della specialistica ambulatoria pubblica, non riescono a dare risposte di salute al 100% e camminano a marce ridotte. Abbiamo quel problema, noi abbiamo dovuto autofinanziarci e praticamente comprarci noi i mezzi di protezione per poter garantire una continuità di cura ai nostri pazienti. E vorrei far ricordare a tutti quanti che questo lo voglio prendere un po' a merito della medicina generale, che è anche giusto dare i meriti a chi ce l'ha. Noi abbiamo lavorato insieme agli altri certamente, ma abbiamo lavorato per tenere i nostri pazienti a casa, dal primo momento evitare gli assembramenti negli studi e nei pronti soccorsi, aprendo il discorso del triage telefonico, ma poi abbiamo diciamo, garantito la continuità terapeutica, sviluppando tutta una serie di azioni online, SMS, WhatsApp per la prescrizione dei farmaci, eccetera, insieme anche con i farmacisti. Abbiamo creato una rete praticamente, dimostrando che in Calabria c'è una potenzialità che se soltanto poco chi è che deve gestire la politica e che deve gestire la programmazione si rendesse conto del potenziale dei calabresi, praticamente noi potremmo ribaltare la nostra regione in pochissimo tempo, aumentare i LEA da raggiungere, aumentare gli screening oncologici, aumentare la gestione corretta delle patologie croniche. Abbiamo un accordo integrativo regionale che risale a marzo 2018,
che è stato poi, dopo una serie innumerevole di incontri alla Regione, ha avuto il suo iter definito nel dicembre del 2019, siamo adesso arrivati a maggio-giugno e ancora non è stato attivato. È una riorganizzazione del territorio, lo sa bene Rubens, che con comunità competente è stato uno, diciamo, degli argomenti principali anche di comunità competente, la riorganizzazione del territorio, che prevede non solo la capillarità degli studi che noi continuiamo a conservare di vicinanza con i nostri assistiti e i nostri pazienti, ma anche quello di organizzarci in centri più grandi, aperti 12 ore al giorno, addirittura 24 ore al giorno, con la collaborazione di infermieri, di collaboratori amministrativi, eccetera, per dare servizi alla patologia cronica, con tecnologia avanzata, con telemedicina. C'è tutto un progetto che, se poco poco, voglio dire, se ne rendesse conto chi è che gestisce la politica, della opportunità che ha, avendo un esercito di persone, di professionisti capaci, che possono dare tanto, ancora di più di quello che danno alla popolazione, integrandosi con altre figure professionali, con gli infermieri professionali, con gli psicologi, i logopedisti, con gli altri operatori, con gli amministrativi, con gli specialisti, insomma una potenzialità che veramente potrebbe dare risposte di salute serie, riducendo gli accessi inutili e inappropriati al pronto soccorso, migliorando quello che è la gestione della patologia cronica, migliorando anche quella che è diciamo, la sopravvivenza, perché non ci dimentichiamo che negli ultimi anni si è ridotta la vita media nella regione Calabria rispetto a quella del resto d'Italia, probabilmente molto dovuta anche alla mancanza degli screening oncologici, cioè fare anche quindi degli screening importanti. Da questo punto di vista, per esempio, non raggiungiamo gli indici che sono previsti per i LEA. Insomma, noi abbiamo tanto da fare, però quello che manca in Calabria purtroppo è la direzione, è la politica, è la direzione, è l'autorità, quelli che devono decidere. Ma ti sembra logico che noi andiamo a dire abbiamo un contratto firmato a livello regionale, un contratto firmato a livello aziendale, non c'è nessuno che si assuma la responsabilità di dire partite? Ma ti sembra logico che noi paghiamo centinaia di migliaia di euro all'anno a direttori amministrativi, a facenti funzioni, a commissari, eccetera, e nessuno si assume la responsabilità di fare quello per cui è stato chiamato a fare quel ruolo? Allora è logico che se c'è questa mancanza di responsabilità, se c'è questa mancanza di personalità, non possiamo che fare un appello al Presidente della Regione. Il Presidente della Regione ha il dovere, oltre che il diritto, di prendere in mano la sanità calabrese e di mettere fine a tutta questa approssimazione e di dare risposte certe ai cittadini in primo luogo e poi ai professionisti della sanità, agli operatori sanitari in generale. Ti fermo un attimo, Arcangelo. Sì, intanto parliamo di un disastro, questo per essere chiari ed onesti fino in fondo. Qui parliamo di un disastro che non è che può risolvere adesso Iole Santelli, che è arrivata e su cui spariamo, perché è come sparare sulla Croce Rossa, cioè qui questa è arrivata a gestire il governo della regione in pieno Covid, cioè diamo il tempo pure anche a questa giunta regionale, dico anche perché ci sono tutte quelle precedenti, cioè questo è un disastro annunciato, ben costruito, ben congegnato. Faccio alcuni esempi. Al di là di tutte le parole e la retorica che non mi interessa, faccio alcuni esempi. Ripeto, per aver vissuto personalmente, per ragioni familiari, vicende purtroppo tragiche. Esempio, vengono costruite delle sale operatorie nell'ospedale di Castrovillari, pagate, realizzate, inaugurate con esponenti del centrodestra prima e del centrosinistra dopo, ma mai aperte. Vengono promessi nel 2007, utilizzando le procedure straordinarie che erano state adoperate per effetto di ragioni più grandi che consentivano alla protezione civile di muoversi liberamente, usiamo impropriamente questo termine, vengono promessi degli ospedali. Sono morte 2 ragazzine di 16 anni, sentenze di condanna definitive ci sono per quei fatti, rimozioni di magistrati per quello che era accaduto, soprattutto in relazione alla morte di una di queste 2 ragazzine a Vibo Valentia. Vengono promessi questi ospedali, investiti fondi, non è stato fatto nulla, cioè siamo ancora, come dire, in una fase, diciamo, definiamola embrionale.
vengono adoperate. Io racconto cose che vedo col mio giornale, con la Gazzetta, le cose che mi scrive la gente, quello che mi scrivono i medici, quello che succede nei pronto soccorso quando veniamo interpellati. Vengono adoperate ambulanze che hanno 450.000 chilometri ed è successo più volte queste ambulanze, una sola a volte per come dire, circondari enormi, ma con 450.000 chilometri costrette a fermarsi, quindi poi si va alle aziende private. Cioè qui c'è poi 2 ASP ci sono sciolte per infiltrazioni mafiose, quella di Catanzaro che è enorme, quella di Reggio Calabria è inutile che vi racconti perché insomma è clamoroso quello che è successo lì negli anni, perché lì sono state sciolte più volte le famose ASL precedenti, prima delle ASP, eccetera. Ricordo per tutti quella di Locri. E poi c'è l'ASP di Cosenza che ha un contenzioso che non si riesce neanche a capire a quanto ammonti, si parla dai 600 agli 800 milioni di euro. In questo disastro ci viene presentato, in questo disastro di inefficienza che colpisce non solo i cittadini, ma pure gli eroici operatori sanitari, i medici, gli infermieri, gli OSS, tutti quelli che hanno a che fare con la sanità. In questo disastro ci viene detto che bisogna fare il piano di rientro, cominciamo con la righettina, speso questo, bisogna cacciare questo, che si risolve in un taglio complessivo, in una chiusura di tutti gli ospedali che erano un punto di riferimento per le piccole comunità. Nella realizzazione di ospedali ci viene detto funzioneranno questi grandi ospedali, cambiano solo i nomi, grande ospedale metropolitano, sempre ospedale riuniti di Reggio Calabria. Ospedale di Polistena, sempre l'ospedale di Polistena dove purtroppo non è stato fatto nulla per migliorare le cose, anzi le cose sono peggiorate. L'ospedale di Locri, ha fatto Rubens a ricordarlo, ciao e ti saluto, con grande affetto come sempre, bene ha fatto a ricordarlo, l'ospedale di Locri, quello è rimasto, abbiamo sentito il sindaco nei giorni scorsi eccetera. Quello che succede a Cetraro, a Cetraro è un problema mettere in sesto un punto nascita. A Cetraro c'è una sola ambulanza che d'estate deve correre da Praia a Mare fino a Paola. Voi capite che attraversando quella zona in piena estate, perché un'ambulanza possa arrivare da un punto all'altro, ci sono 2 ore e mezza, quindi è già morta una persona che viene soccorsa. Signori, se questa è la sanità che abbiamo voluto, e qui è una responsabilità politica in generale, qui non c'è distinzione tra centrodestra e centrosinistra, io miracoli non ne ho visti né quando ha governato il centrosinistra né quando ha governato il centrodestra. Allora, di fronte a un disastro del genere, dico a 2 persone che stimo, che sono Rubens Curia e l'amico nostro Antonio Dingianna, il medico di famiglia, insomma, cosa dovremmo fare? Noi dovremmo bloccare le strade, dovremmo indignarci a tal punto da provocare un sommovimento popolare, perché quello che stiamo sopportando in questi anni è assolutamente insopportabile. Questa è la mia opinione. Rubens, che ne pensi? Ma guarda, intanto ti saluto caramente. Allora, noi abbiamo, certo, l'indignazione è fondamentale, guai ad assuefarsi. E noi, un gruppo di persone, voglio dire, no, abbiamo deciso a luglio scorso di mettere in piedi comunità competente. Comunità competente praticamente è un insieme di cittadini, associazioni, fondazioni che avanza delle proposte. Ecco, noi abbiamo avanzato al governo prima di centrosinistra e adesso al governo di centrodestra delle proposte molto chiare. Prima Antonio Dingianna cosa diceva? Parlava delle cure primarie, il medico di medicina generale. Benissimo, noi abbiamo fatto insieme alla FIBC di Cosenza, abbiamo fatto diciamo una battaglia perché venissero fatte queste famose AFT, che sono praticamente il medico di medicina generale che tiene aperto 12 ore un ambulatorio, evidente dandosi il cambio con un altro medico, oppure le UCCP che sta aperta 24 ore, cioè nelle nostre zone che sono zone pedemontane, di piccoli comuni, questo punto di riferimento è fondamentale. Allora, noi ci siamo battuti per quella che è la medicina territoriale, con delle proposte. Abbiamo detto alle amministrazioni prima di centrosinistra e poi di centrodestra, e lo stiamo dicendo, ma guardate che poiché ci sono i fondi, perché i fondi per le AFT ci sono, voglio dire, dobbiamo attivare le cure domiciliari. Io sono finalmente contento che ormai è diventato questo un mantra nazionale grazie al Covid.
tutti quanti, dal ministro Speranza al capo del governo e via via giù, parlano tutti quanti di questa medicina territoriale, e il cuore della medicina territoriale sono le cure domiciliari. Ma è possibile che in 10 anni, dico, questi commissari non sono riusciti a fare in modo tale che si raggiungesse il 4% degli assistiti ultra 65 anni come è in tutta Italia, e qui siamo al di sotto del 2%? Ma che ci sono venuti a fare allora? Allora noi diciamo e diamo gli strumenti come comunità competente per fare questo. E dico un'altra cosa: questi decreti che ha fatto Conte sono decreti importantissimi, intanto perché danno 24 milioni di euro a babbo morto, cioè danno 24 milioni di euro alla sanità calabrese per contrastare il fenomeno Covid, praticamente, extra fondo sanitario. Ma è possibile mai, voglio dire, che non hanno seguito quanto diceva il decreto, il primo decreto Conte, il decreto 14, e noi gliel'abbiamo scritto alla Santelli su questo e a Cotticelli. Quel decreto diceva: le regioni possono rivalutare il fabbisogno del personale alla luce dei nuovi accadimenti, perché è evidente che Covid-19 ha cambiato la cifra della cultura della sanità mondiale, direi io, cioè parliamo di territorio. Che significa il fabbisogno? Ma è evidente che quando noi abbiamo scritto alla governatrice, gli abbiamo detto: guarda, puoi assumere specialisti ambulatoriali, assumere un termine improprio, incrementare le ore, lo dice il decreto Conte, ti danno i fondi, perché quando si aprirà la fase 2, che succederà? Che tutte quelle persone nei 3 mesi precedenti che non sono andati a farsi seguire, a farsi visitare dagli specialisti ambulatoriali interni, praticamente ci precipiteranno. E abbiamo visto oggi nei telegiornali che cosa? La gente che è fuori, che fa la fila come se fossimo in Africa, voglio dire. Ma queste cose, i fondi per assumere, scusate, per completare le ore degli specialisti ambulatoriali, lo diceva Conte nel suo decreto, lo abbiamo scritto noi il 16 di aprile, quando abbiamo detto prepariamoci alla fase 2. Siamo stati inascoltati ed oggi vediamo i calabresi, ma non soltanto a Cosenza, dove c'è stato il TG3, voglio dire, in tutta la Calabria, che sono fuori come in un piccolo mercatino rionale tutti quanti. Rubens, e questo, le proposte ci sono, Rubens, la questione legata alle aperture degli ambulatori è una cosa che noi abbiamo già sottolineato da tempo, però c'è stato il tempo anche per organizzarsi. E questo non è stato fatto ed oggi i cittadini pagano le conseguenze. Ci sono migliaia e migliaia di prenotazioni. Sai benissimo che c'è l'urgenza che viene gestita in 5 giorni, questo è quello che almeno è a mia conoscenza. Poi chi si prenota oggi verrà visitato il prossimo mese di dicembre, perché prima va smaltita tutta la platea dei cittadini che non sono andati, che non sono potuti andare a svolgere quelle che loro... Ma per questo, Attilio, il decreto 14 di Conte diceva: potete aumentare le ore degli specialisti ambulatoriali, perché si prevedeva questo, cioè che poi ci sarebbe stato un effetto rebound praticamente. No, e bisogna dare incontro. Ma perché allora queste cose non si sono fatte? Scusami, qui bisogna agire, bisogna essere veloci. L'ospedale di Cosenza ieri ha aperto completamente, ma gli ambulatori del territorio ancora sono in fase di preparazione a ricevere i pazienti. Ma questa gente dove va a curarsi? Non tutti hanno la possibilità di andare dallo studio privato, pagare per essere visitati. Quindi come devono fare? Si trovano lì e chi si prenota oggi può
accedere in ambulatorio e quindi ottenere la visita specialistica a dicembre addirittura. È una vergogna. Questa è una cosa allucinante. Poi non vorrei tornare indietro, perché sennò dovremmo fare la storia dal 2010, quando sono stati chiusi gli ospedali, quando è stata disegnata la geografia degli ospedali. Io vorrei sapere, e noi l'abbiamo scritto nel 2010, noi facemmo un libro, si chiama Codice Rosso, boicottato dalla politica, perché quando siamo andati a presentarlo in giro per la Calabria c'era tanta gente che chiedeva a noi come poter fare per essere curati e non andare oltre i confini della regione e quindi accedere in altre strutture lombarde, venete, piuttosto che laziali o toscane. Bene, allora chi ha fatto quel disegno ha pensato, ha immaginato, per esempio, e non conosceva il territorio, perché mi devono spiegare come ha fatto ad immaginare che tra gli ospedali di Praia Mare e gli ospedali di Cetraro, come dire, lo spazio che intercorre tra le due strutture, quindi il tempo necessario per raggiungere da Praia a Cetraro, ci vogliono 15 minuti. Ma solo chi non conosce il territorio può immaginare una cosa del genere. Per cui abbiamo chiuso, è stato chiuso Praia Mare, poi chiuso Trebisacce, i due pilastri, che sono le due strutture frontiera della sanità calabrese. E da lì poi è successo il finimondo, non si è capito più nulla, perché non si capisce bene. Le case della salute dovevano essere trasformate in case della salute, mai diventate case della salute. E poi recupero una vecchia polemica che noi tirammo fuori con Arcangelo, quale non si parla più. Le 21 RSA costruite a fine anni 80 e inizi anni 90, costate 20 miliardi di vecchie lire, delle quali non si sa più nulla, sono lì, sono delle strutture che rimangono lì, piazzate in questi territori. Arcangelo, vuoi dire qualcosa? No, la sala operatoria col balcone, ti sei dimenticata. Cioè hanno fatto una sala operatoria e un balcone. No, c'è anche il battiscopa nella sala operatoria. Voglio dire, qualche sala operatoria c'aveva la finestra e il battiscopa. In un ospedale addirittura le cose di accesso, le porte di accesso così strette che non potevano passare le barelle. Cioè, ma dico, ma come possibile la prendete? Ma che dobbiamo fare noi? Cioè, anche sale operatorie con tetti così bassi che quando si metteva la scialitica il chirurgo andava a sbatterci la testa, voglio dire. Un telespettatore ci scrive: ma conoscete la storia dell'attacco dell'ospedale di Acri? Questa non la conosco bene, ma dovrò approfondirla. Forse Dingian Antonio ne sa qualcosa. No, io di Acri non è che sappia molto, però vi voglio dire una cosa. Fatta tutta questa analisi anche storica, qua bisogna trovare comunque delle risposte immediate, perché il problema diventa sempre più serio. Allora, non è possibile. Io perché parlo del Presidente, dottore Badolato? Non perché voglia dare responsabilità a questo Presidente che c'è da poco. Io parlo della politica in generale e dico che è il Presidente che deve intervenire, perché manca chi assume la responsabilità del suo ruolo. Io ho parlato con Zuccatelli, noi abbiamo già, ripeto, tutto il quadro già ben delineato. Zuccatelli ci rimanda al direttore amministrativo Grippa per trovare le risorse. Grippa mi rimanda Zuccatelli, che a sua volta avrebbe dovuto parlare con Gotticelli alla regione per capire dove prendere le risorse. Ma secondo voi, un paese o una popolazione che paga 100 milioni all'anno e più, che paga le tasse al massimo, può sopportare questo balletto, questo gioco delle tre carte? Questo è il peggior modo di gestire la cosa pubblica. E allora questo circuito vizioso che si sta creando e che si è creato e che continua tra funzionari, direttori amministrativi, commissari, eccetera, va in qualche modo bloccato. Ed ecco perché io mi rivolgo alla Presidente Santelli, perché lei, quella che ha il più potere, che può dire: mettiamo un freno a tutta questa situazione, mettiamo ordine a questa situazione. Ma insomma, io con chi mi devo relazionare per far partire una riorganizzazione del territorio che è già sulla carta? Devo rivolgermi al giudice del lavoro? E per un sindacato, per una professione, per un sindacato, io sono il segretario provinciale della FIMEC, rivolgersi al giudice
e non riuscire ad avere un tavolo dove risolvere queste problematiche, e significa è la morte dell'attività sindacale, ma è la morte diciamo, di tutto ciò che è una contrattazione, una negoziazione, una crescita culturale e democratica del nostro paese. Qua il problema della Calabria è che vengono minati i concetti della democrazia, cioè tu fai un contratto e non viene rispettato. Come dobbiamo farcelo rispettare? Ma possibile che in Calabria vale soltanto il discorso denaro o 'ndrangheta? Cioè tu ottieni le cose o se si muove la 'ndrangheta o se si muove il denaro? Ma questo è il concetto che deve continuare a passare in questa nostra straziata regione. Io mi rifiuto. Ecco perché chiedo a tutte le persone di buona volontà di muoversi, di dire, di sollecitare a coloro che hanno votato, ai loro rappresentanti, di dire: datevi una mossa per favore, dateci una classe dirigente che sia in grado, che venga ben pagata come devono essere ben pagate, ma che sia in grado poi di prendersi la responsabilità e di attuare le cose per cui è stata chiamata a dirigere un'azienda o a dirigere un distretto o qualsiasi cosa. Non è possibile. Oggi nessuno si assume la responsabilità di far aprire gli ambulatori. C'è un'ordinanza della Presidente della Regione, come diceva Rubens, ma è un'ordinanza che c'è già da un mese. E ancora non arrivano i mezzi di protezione, e ancora non sono in grado di sanificare gli ambienti, e ancora ci sono problemi. E allora come si potrà andare avanti? È chiaro che aumenteranno le tensioni sociali. Io sono preoccupato di questo. Aumenta la gente che viene rimandata indietro, la gente si innervosisce, è stata 3 mesi a casa, ha fatto il suo dovere. Il popolo calabrese ha dimostrato di essere un grande popolo. Ecco perché dico io, abbiamo delle enormi potenzialità. Per favore, vi prego, per favore, voi che avete le responsabilità, prendete in mano la situazione, perché sta diventando tutto molto pericoloso. Mando la pubblicità, ci vediamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Torniamo in diretta. Allora, Arcangelo, vai tu adesso. No, condivido lo sfogo, posso definirlo così. Antonio Dingian, medico di base, segretario provinciale di un sindacato medico, non posso che invitare tutti appunto a pretendere, un po' il senso di quello che dicevo prima, a pretendere delle reazioni. Certo, rimettere insieme i cocci non deve essere facile, pungolare la politica è indispensabile, tuttavia la situazione dell'assistenza sanitaria, cioè la possibilità degli utenti, cittadini, di ottenere un'assistenza sanitaria adeguata, naturalmente assicurata grazie a questo impegno grandissimo di tantissimi medici, tantissimi infermieri, eccetera, è sempre messa in discussione. Mi spaventa questo discorso degli ambulatori. Anch'io ho visto in giro, insomma, in tutta la Calabria, file, e il non aver programmato, non essere in grado di assicurare a chi non può permettersi un consulto privato, a chi non ha 150 euro da consegnare ad un medico privatamente, a chi non può, perché poi in questo momento è ancora più drammatico, avere una risposta magari urgente, perché uno sta male, non può aspettare 3 mesi per avere un appuntamento, una visita, un esame, ecco, e questo diventa davvero complicato. Rubens, tu suggerivi appunto a suo tempo, cioè il 16 aprile, il reclutamento, diciamo, no? Di personale medico, ma al punto in cui siamo, che cosa si potrebbe fare secondo te per risolvere questa questione celermente? Perché giustamente diceva il dottor Dingian, acceleriamo, parliamo, ma troviamo una soluzione. Tu cosa suggerisci? Allora guarda, io ti dico una cosa, la Calabria sta cambiando. In che senso sta cambiando? La gente sta prendendo coscienza dei propri diritti, perché faccio degli esempi, no? Se praticamente a Reggio Calabria non si attuano le cure domiciliari, sorge un'associazione che si chiama Associazione dei Malati Cronici, la quale associazione fa una battaglia forte sulle cure domiciliari. Se a San Giovanni in Fiore non si fa la mammografia, un'associazione di donne, 99 donne e diritti, si mette insieme e fa una battaglia per questo. Allora noi abbiamo lanciato 111 persone un documento in 5 punti che ha raccolto in 8 giorni 5.000 firme dei calabresi e 120 sindaci bipartisan,
hanno firmato questo documento che noi abbiamo inviato sia al ministro Speranza sia alla Santelli che a Cotticelli. Sono 5 punti perché dobbiamo confrontarci sulle proposte. Ma che risposte hai avuto, Rubens? Che risposte hai avuto? Guarda, allora, le risposte che ho avuto, prima mi ha risposto stiamo parlando per quanto riguarda la Regione Calabria, mi ha risposto un signore, non voglio fare nomi, che mi ha detto stiamo valutando, perché noi gli abbiamo detto vogliamo discutere questo documento con la governatrice, sempre per un sostegno, per dare una mano, voglio dire, no? Dopodiché questo signore, dopo giorni, mi ha detto sì, è interessante, guardi, io ho passato tutto a quest'altra persona, no? Ora, io è evidente che domani noi chiameremo per capire, dopo 14 giorni, che 5.000 calabresi, voglio dire, che rappresentiamo 120 sindaci, 120 perché non abbiamo del tempo di fare in modo tale che anche gli altri firmassero, voglio dire, no? Allora, le proposte sono 5, molto nette, molto chiare da questo punto di vista. Il ruolo della partecipazione, perché è importante la partecipazione, perché noi, come diceva prima Arcangelo, sugli ospedali, prima abbiamo avuto nel 2007 la protezione civile, e poi a un certo punto abbiamo avuto il Dipartimento dei Commissari, poi abbiamo avuto infrastrutture lombarde, ora abbiamo Invitalia, non sui 3 ospedali però Invitalia su tutto il resto, voglio dire, no? E allora noi siamo preoccupati, allora diciamo un momento, noi vogliamo entrare, nel senso noi i cittadini, perché se vogliamo sconfiggere l''ndrangheta, la corruzione, che non si è riusciti nella sanità, no, allora è fondamentale la trasparenza e la partecipazione. E noi questo che diciamo? La medicina distrettuale, la medicina territoriale, noi facciamo le nostre proposte, di cui parlava Antonio, che sono proposte vecchie anche, perché quando Antonio D'Ingianna parla di questo contratto che prevede alcune cose importanti per i cittadini, stiamo parlando della legge Balduzzi, stiamo parlando del 2012, voglio dire. Teniamo conto che venne fatta una sperimentazione nel 2011, perché Balduzzi finanziò una sperimentazione e venne fatta anche lì a Cosenza. Poi bisognava passare dalla sperimentazione alla fase, all'implementazione. No, quindi le leggi ci sono da questo punto di vista. Quando noi diciamo gli ospedali a rete, sempre in questo nostro documento, oppure un nuovo fabbisogno del personale, perché è importante, hanno distrutto, desertificato, sono andati in pensione quasi 4.000 operatori sanitari, hanno 52 anni di età, la media dei nostri operatori, voglio dire, quindi è necessario fare le assunzioni. E l'ultima questione che noi poniamo nel nostro documento è che farne di questo commissariamento. Questo è il punto. Allora, la conferenza Stato-Regioni del dicembre scorso ha deciso che il commissariamento sarà superato in tutta Italia, però che ci saranno nuovi meccanismi e quindi devono mettere in piedi una commissione. Allora noi diciamo, nelle more che si metta in piedi questa commissione e che venga superato il commissariamento. Però basta con queste commissioni, Ruben, basta. Ma sono commissioni nazionali, purtroppo. Noi diciamo, date un altro mandato, cambiate uomini da un altro mandato. Un mandato è quello di una riforma della sanità in Calabria, organizzativa ed etica. Ti fermo un attimo, Ruben, perché qui continuano ad arrivare tantissimi messaggi cittadini, certo. Però adesso l'urgenza di questi cittadini è, se noi abbiamo bisogno di una visita specialistica e dobbiamo aspettare 3-4 mesi, come dobbiamo fare? Antonio D'Ingianna, com'è possibile? Come si esce da questa situazione? Perché c'è gente che poi a un certo punto decide di non curarsi più, perché di aspettare non può aspettare. Rivolgersi in strutture fuori regione ci vogliono i soldini e la situazione economica di questa regione la sappiamo, molte famiglie vivono in una precaria condizione economica. E allora come si fa? A quale santo devono rivolgersi? C'è sempre l'amico dell'amico dell'amico che poi provvede? E chi non ha l'amico dell'amico che cosa fa? Non è così. In questo momento gli ambulatori di specialistica stanno garantendo soltanto le urgenze
E come ha detto giustamente il dottore Padolato, qua uno che aspetta una visita da 3, 4, 5, 6 mesi, penso che sia diventato urgente anche la sua visita. Per cui cosa sta succedendo? Che molte persone vengono rimandate indietro chiedendo che venga messo urgente sulla richiesta di visita perché hanno necessità di visitarsi. L'urgenza presuppone invece che ci sia... Tu come ti regoli con i tuoi pazienti, per esempio? Viene da te un paziente che ha bisogno di una visita specialistica urgente, che cosa fai? Come ti La comporti? visita specialistica urgente, se è urgente ed è valutata urgente perché c'è il pericolo, perché la prognosi, diciamo, può peggiorare nel giro di pochi giorni, e allora tu la fai e questa viene garantita, perché male che vada c'è il pronto soccorso che fa le visite di questo tipo qua. Il problema è quando viene richiesto un'urgenza in quelle che sono le visite programmate, che non sono state fatte. Questa urgenza non è concepita, viene concepita come inappropriata, e il medico di famiglia che dovesse mettere urgente subisce pure l'onda poi di essere chiamato nella commissione appropriatezza perché ha messo un'urgenza dove non andava messa. Quindi è un sistema, ti sto dicendo, oramai così malato che necessariamente deve prevedere un fermo, dice fermiamoci un attimo, vediamo cosa dobbiamo fare per risolvere soprattutto il problema del cittadino, che è un problema impellente di essere visitato, e che il paziente quando è ammalato poi e deve avere delle risposte di salute. Allora, una cosa che potrebbe essere fatta è quella di aumentare il numero di ore della specialistica. Come ha detto proprio Rubens, esiste un piano nazionale di abbattimento delle liste d'attesa e una di queste potrebbe essere quella di aumentare subito il numero di ore della specialistica. Uno. Due, se non si riesce per un breve periodo, e siccome ci sono diciamo, delle problematiche tipo logistico nelle strutture aziendali pubbliche, utilizzare quelle private, cioè fare delle convenzioni con gli specialisti delle strutture private per poter dare sfogo un attimino a queste visite dei pazienti che ne hanno bisogno. Naturalmente il paziente va con la ricetta, quindi praticamente una convenzione esterna con gli specialisti per abbattere queste che sono le liste d'attesa. Nell'immediato si può fare soltanto questo, non penso si possa fare altro, se non quello di sanificare immediatamente, vedere come fare per dare atto a quello che è conseguenza a quello che è l'ordinanza del Presidente. Anche il Presidente si deve rendere conto un attimino, o chi, diciamo, il gruppo che gestisce l'emergenza dell'epidemia del Covid, eccetera, di come fare per poter organizzare e rendere fruibili queste strutture pubbliche, perché altrimenti qua stiamo a guardare anche il pelo nell'uovo in un momento in cui diciamo che non esiste, che praticamente questo virus l'abbiamo, diciamo, un pochino allontanato, pur con tutte le dovute precauzioni necessarie da un punto di vista scientifico, eccetera, però non possiamo poi cercare di spaccare il capello in quattro e con questo non aprire poi per niente gli ambulatori, insomma, perché bisogna darsi una regolata e vedere un attimino come fare, ma questo deve pensarci il gruppo che si interessa della crisi, il gruppo che si interessa di questa emergenza. Arcangelo. Posso dire una cosa? Sì, vai Rubens, vai. Allora, guarda, nella rendicontazione del tavolo a Duce si vantavano in Calabria di avere risparmiato 1.049.000 euro riducendo gli specialisti ambulatoriali. Se tu tagli risparmi, è chiaro, chiunque sa fare una cosa evidente, si vantavano di questo. L'azienda sanitaria di Reggio Calabria da 5 anni non bandisce queste ore degli specialisti ambulatoriali, quindi abbiamo 1.500 ore non bandite. E allora il governo Conte, ripeto, il decreto 14 fatto adesso, fatto ad aprile, che dice alle regioni: potete aumentare le ore di specialistica ambulatoriale. Quindi cosa devono fare? Devono aumentare le ore, per cui se la mattina c'è uno specialista, il pomeriggio ce ne sarà un altro. Questo lo fanno, sai in quanto praticamente? Il completamento orario lo possono fare in 72 ore, e questo praticamente 72 ore lo fanno le commissioni provinciali, che sono commissioni provinciali delle ASP, si seggono e fanno i completamenti orari praticamente. E questo che devono fare. Non l'hanno fatto e la gente giustamente è arrabbiata. Noi queste cose le stiamo chiedendo da 2 mesi e mezzo, voglio dire. Arcangelo, vai. Sì, volevo chiedervi, no, in questa situazione che definire disastrosa è poco, diciamocelo chiaramente, questo emerge ancora oggi, ancora una volta, come sta emergendo da anni. Volevo chiedervi, ma quanti medici mancano?
in Calabria, nelle strutture pubbliche. Di questo perché io mi ricordo l'anno scorso, 2 anni fa, annunci, verranno assunti 450 metri, sempre la stessa notizia che a te lo ricordi, che gira e rigira, cioè cambiano i commissari e vengono annunciate assunzioni. Io, se la situazione è questa, intanto queste assunzioni sono state inefficaci, ma la prima domanda che vi pongo a Rubens che ha un quadro, diciamo, generale, no? Cioè, quanti medici mancano nelle strutture pubbliche calabresi? Cioè, quanta gente dovrebbe essere assunta per rimettere le cose in sesto? Perché poi vanno negli ospedali, è capitato, ripeto, per questioni personali, assistere al sacrificio di medici che andavano molto oltre l'orario di lavoro perché non avevano cambi, i medici, gli infermieri poveracci, quindi anche in terapia intensiva, cioè, quindi reparti davvero dove si lotta per mantenere in vita un uomo o una donna. Quanti medici mancano, Rubens? Quanti bisogna reclutarne? Come si possono reclutare? Guarda, solo per garantire il turnover, sto dicendo io, solo per garantire il turnover, perché in questi 10 anni sono andati in pensione circa 3.800. Non abbiamo ancora gli ultimi dati, voglio dire, dopo la legge 100, praticamente, il famoso quota 100, voglio dire. Ma solo per garantire il turnover è questo. Ci vorrebbero almeno 3.000. Questo è che bisogna fare. Ma qui invece che si sta facendo? Con 3.000, scusa Ruben, con 3.000 vai solo a recuperare quelli che sono andati in pensione. Certo, perché io ho letto una stima che ci vorrebbero 6.000-7.000 nuove assunzioni per garantire la funzionalità delle strutture sanitarie calabresi. Mi avete dato la domanda sui medici, non ho messo gli infermieri, non ci ho messo, perché la domanda era sui medici, perché è evidente con gli infermieri andremmo anche oltre 5.000, voglio dire, se non di più. Ma ecco che dico io, guardate, il 21 febbraio, col primo caso di Covid-19 in Italia, tutto è cambiato tutto, devono rendersene conto i nostri governanti. Lo ripeto, sulla sanità bisogna fare degli investimenti e mettere le persone competenti, è evidente. E questo è il dato. E poi questi nuovi modelli sono molto importanti perché tenete conto che oggi noi abbiamo l'assistenza da stazione remota, abbiamo la telemedicina e questa già avvantaggia molto anche in rapporto alla qualità dell'assistenza e anche a un contenimento il futuro sarà tutto telemedicina, Ruben. Ma qui te lo può dire Antonio, loro come medici usano molto WhatsApp da tantissimo tempo, voglio dire, no? Usano molto il telefonino e via dicendo, perché è questo. Ma noi teniamo conto di un fatto, in Calabria noi abbiamo anche grande qualità, perché noi da stazione remota l'assistenza siamo stati i primi in Italia nel 2010-2011 a attivarla secondo un programma ben preciso, voglio dire. E noi sui trapianti ce la giochiamo, cioè la qualità esiste, solo che non viene supportata, non viene garantita, non viene incoraggiata, per cui alla fine noi abbiamo 305 milioni di mobilità passiva, di cui 70 milioni sono a bassa intensità di cura, cioè praticamente la gente per un callo va fuori dalla Calabria. Ma perché questo... Antonio voleva dire qualcosa? Sì, volevo dire qualcosa a proposito dei colleghi dell'ospedale, insomma. Stiamo assistendo, come si è detto appunto, ai pensionamenti e là dove lavoravano 10 adesso lavorano 5, ma quei 5 fanno il lavoro dei 10. E quindi sempre più colleghi che si stanno ammalando, stanno aumentando addirittura, a parte lo stress, diciamo, ma abbiamo avuto episodi di infarto da parte di pazienti, di colleghi sottoposti a turni massacranti. Io vorrei ricordare solo a Castrovillari una broncopneumologia con 1,5 metri che rischia di chiudere, quando invece per l'epidemia e anche Conte ha detto che dovrebbero essere aumentati il numero dei reparti di broncopneumologia e quindi assunte più persone. Addirittura nel pronto soccorso si è chiesto ai medici degli altri reparti di fare il turno del pronto soccorso perché mancavano i medici. Io vi pongo un problema, quasi andiamo incontro a un'altra situazione ancora più drammatica, secondo me. Non solo non ci saranno assunzioni dei medici, ma io prevedo che ci saranno degli accorpamenti degli ospedali.
Questo cosa significa? Che sposteranno dei medici da Castrovillari a Cosenza, faccio per dire, ammesso che sia Cosenza l'hub ed è l'hub, quindi quello principale, e resteranno sguarniti tutti gli ospedali SPOC. La mia paura è che sarà ancora più depauperato il nostro territorio, la nostra periferia e la nostra provincia, con questo discorso che sento dire di accorpamenti. Quindi invece di potenziare gli SPOC, di realizzare tutto ciò che doveva essere realizzato negli SPOC e di lasciare l'hub a Cosenza e potenziare l'hub come volete, qua c'è il rischio che gli SPOC diventeranno sempre più poveri, daranno sempre meno risposte in periferia, quindi si aggraverà il problema piuttosto che andrà a migliorare, si aggraverà. Quindi è anche necessario, secondo me, che ci sia un momento di riflessione a livello dell'ordine dei medici, insieme con Eugenio Corcione, il presidente, è molto attento a queste cose, e ritengo che debba farsi promotore proprio il Presidente dell'Ordine della raccolta in uno stato degli stati generali della sanità, per quanto riguarda farsi promotore per tutta la Calabria, ma soprattutto per la nostra provincia, per mettere insieme tutti quanti gli operatori e vedere un attimino di cosa si può fare. Cioè, il medico normalmente, caro Arcangelo, non può scendere in piazza, perché non lo possiamo fare noi, perché il nostro ruolo certe volte non ce lo nemmeno permette, però potremmo fare questi stati generali, potremmo diciamo, organizzarci per presentare una proposta di riforma generale della sanità, come stiamo facendo con Rubens, come sta facendo Scusami Antonio, a proposito di scendere in piazza, lo ricordo anche ad Arcangelo, che ricorderà benissimo, quando i medici dell'ospedale civile dell'Annunziata hanno chiamato i cittadini a raccolta per testimoniare il loro disagio, beh, se tu ricordi bene, Arcangelo, c'era pochissima gente, c'erano i medici, c'erano gli infermieri, c'erano coloro i quali poi lavorano all'interno della struttura. Non c'è stato questo sostegno, questo appoggio della cosiddetta società civile, perché forse il problema tu lo vivi solo quando sei investito dal problema stesso. E allora anche qui bisogna che ci mettiamo d'accordo. Dobbiamo essere pronti a sostenere le battaglie giuste, ma quando si scende in campo per fare una battaglia occorre che i medici in prima linea sentano accanto, avvertano accanto come dire, il peso e la condivisione della cosiddetta società civile, se no non si va da nessuna parte. Condivido Attilio e approfitto anche per salutarvi perché ho la riunione di redazione, però condivido parola per parola quello che ha detto Antonio D'ingianna. Credo che anche questo consenso intorno ai medici vada costruito, cioè diceva bene anche Rubens che stanno cambiando le cose in Calabria, è vero, e siamo fieri di questo, però il consenso e quindi anche l'indignazione, il consenso accanto ai medici e agli infermieri, l'indignazione per quello che ci è stato fatto vanno costruiti meglio. Noi oggi penso abbiamo anche scelto di fare questa trasmissione, io anche come Gazzetta del Sud, noi ogni giorno raccontiamo le cose che non vanno alla sanità, domani leggerete degli ambulatori eccetera, però lo dobbiamo costruire e lo stiamo facendo per quello che possiamo. Poi è ora pure davvero di ritrovare un tantino di indignazione, quello spirito brigantesco che ha caratterizzato alcune resistenze nella nostra regione nel secolo scorso. Ecco, questo lo dobbiamo recuperare, perché ricordatevi, noi siamo quelli che abbiamo sopportato, io lo dico sempre questo per dare, come dire, la misura dell'ingiustizia, della disequità e anche della rassegnazione, perché abbiamo sopportato 20 anni le condizioni di quell'autostrada. Dico per dire, faccio un esempio, la sanità che è una cosa ancora più importante, ecco, dobbiamo considerarla una cosa nostra, dobbiamo difenderla e dobbiamo pretendere che un diritto che i nostri padri costituenti ci hanno dato non venga ancora calpestato come è stato fatto. Il ragionamento sugli ospedali SPOC, sugli ospedali hub, è un ragionamento che già vedevamo da tempo, caro Antonio, perché sono state depauperate le piccole, grandi, secondo me, comunità mediche che operavano in questi ospedali, come dire, di periferia, che assicuravano però comunque assistenza sanitaria a tantissima gente. Io vi saluto, vi auguro buon proseguimento. Ciao Arcangelo, ci vediamo domani. Ruben, quando si è proceduto, come dire, a chiudere alcuni ospedali funzionavano bene. Secondo me si poteva, come dire, diversificare l'offerta sanitaria, no? Anziché chiudere, facendo in modo che quelle strutture rimanessero a presidio sanitario del territorio. Invece si è andati di netto a tagliare perché c'era questo progetto di trasformarle in case della salute. Poi non è stato fatto nulla. Molti ospedali sono rimasti completamente
spogliati da tutto, non hanno più nulla al loro interno, rimangono lì a presidiare che cosa? Guarda, quando tu hai l'ospedale di Melito Portosalvo in provincia di Reggio, che non ha una TAC, voglio dire, ma non è un ospedale se non hai una TAC, cioè la TAC oggi ce l'hanno le strutture private tranquillamente, hanno la TAC e hanno la risonanza, strutture, dico, gli ambulatori privati accreditati. È evidente, quindi quando io parlavo dei famosi 86 milioni di euro, lì c'è la TAC di questi ospedali, lì c'è la risonanza magnetica, lì ci sono le mammografie da questo punto di vista. Allora, case della salute, guarda, in Emilia-Romagna, allora, i fondi sono stati dati nel 2009 a tutte le regioni italiane da parte dell'Unione Europea. Allora, in Emilia-Romagna poi sono arrivati con fondi propri ad avere 104 case della salute che sono a bassa intensità di cura, a media intensità e ad alta intensità di cura. Voglio dire, perché hanno territorializzato queste risposte ai bisogni di salute della gente, praticamente. Qui da noi invece cosa si è fatto? Quel poco che funzionava, perché alla fine io ci ho lavorato in un ospedale zonale per 10 anni, voglio dire, quel poco che funzionava a un certo punto lo hanno chiuso, per cui la gente oggi tra il nulla e quel poco rimpiange quel poco. Quindi quel salto di qualità, perché la Casa della Salute prevedeva un'assistenza H24, prevedeva dei posti letto territoriali, prevedeva all'interno un ospedale di comunità, cioè praticamente dei posti letto gestiti da infermieri e medici di medicina generale in situazioni quali ne potevano essere in forme influenzali, eccetera, eccetera. Cioè prevedeva qualità, prevedeva risonanza, prevedeva TAC, tutte queste cose qui. Voglio dire, se tu non dai nulla alla gente, perché non c'è nulla, Siderno è chiuso, Scilla bazzica nel buio, non fanno, c'è poca roba, e tanti altri in tutta la Calabria, voglio dire, è evidente che la gente è esasperata, esasperata. E allora le cose sono queste: o tu metti in campo quelle che io definisco le strutture sanitarie intermedie territoriali, quindi case della salute, consultori, dipartimento di salute mentale e via via dicendo, no? UCCP e EFT, questo nuovo ruolo del medico di medicina generale, che poi non è un nuovo ruolo, è tornare all'antico. Anche io ho fatto il medico di medicina generale e so il ruolo importante e fondamentale qual è. È questo che tu devi oggi dispiegare. Non ci sono altre ricette, il resto, cioè, è un rimasticare il nulla da questo punto di vista. La gente è esasperata, bisogna dare delle risposte alla gente. Non è possibile che in questa nostra regione noi abbiamo il tasso più alto di mortalità di direttori generali delle aziende sanitarie, cioè nel senso che praticamente ogni 8 mesi, ogni 6 mesi cambia il commissario, cambia il direttore. Ma ci rendiamo conto che l'azienda sanitaria più grande forse della Calabria, senz'altro, voglio dire, stavo dicendo del sud, ma della Calabria, del sud no, che c'è Napoli, voglio dire, con 750.000 non ha commissario, non ha direttore generale, perché prima è andata ad interim, prima ancora. Ma scherziamo noi su queste cose? O sottovalutiamo il ruolo dell'azienda sanitaria. E chi decide? Chi decide? Chi decide? Chi decide? Prima decideva la regione, poi con la legge 60 c'è entrato dentro, diciamo, il governo, che tra l'altro c'è stata impugnativa nei riguardi del governo da parte della regione all'epoca e la spuntò il governo. Però adesso siamo in una fase in cui questi stanno scadendo tutti questi vari termini attinenti ai commissari, e questo tranne le 2 aziende commissariate per 'ndrangheta, voglio dire, ma dovrà tornare gradualmente alla Ti devo fermare. Mando la pubblicità e poi voglio sapere da voi, e andiamo a chiudere, che cosa ci lascia in eredità questa gestione dell'emergenza Covid-19. Dopo la pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Torniamo in studio, ultima parte della trasmissione. Allora, Antonio Di Gianna, dopo questa emergenza Covid-19, così come ha risposto la Calabria, ci sono elementi che possono suggerirci un percorso
che utile da seguire secondo te? Io intanto voglio elogiare il popolo calabrese che ha dimostrato di essere diligente, serio, preparato e soprattutto ben disposto ad accettare tutto ciò che gli è stato suggerito. E l'ha fatto con grande disciplina, quindi questo è importante per capire le potenzialità di questo popolo, se ben amministrato. Poi, grazie a tutti i medici di famiglia, noi portiamo a casa un risultato importante. Nessun medico di famiglia della provincia di Cosenza, per quanto ci riguarda almeno, è stato affetto da Covid. Quindi anche tutti i tamponi che abbiamo fatto sono risultati tutti quanti negativi. Allo stesso modo una gestione discreta ma completa anche per quanto riguarda il controllo a domicilio dei pazienti, di quelli che in isolamento volontario o obbligatorio e soprattutto in quelli Covid positivi che dovevano essere controllati più volte al giorno. E quindi diciamo un'organizzazione che piano piano si è diciamo così, creata, che ha dato dei risultati per quanto riguarda questo. Dall'altra parte invece abbiamo la stessa cosa. Dall'altra parte abbiamo problemi per quanto riguardava l'approvvigionamento dei mezzi di protezione, che ancora oggi sono una criticità tutto il sistema. Abbiamo avuto dei problemi per quanto riguardava il processo dei tamponi, quindi abbiamo la necessità di organizzarci per creare almeno altre 2 piattaforme per processare i tamponi nella provincia di Cosenza, che vanno ad assommarsi a quella del laboratorio di virologia dell'ospedale di Cosenza, che ha fatto un lavoro egregio, ottimo. La dottoressa Greco e i suoi collaboratori sono stati eroici a sacrificarsi per fare tutte queste cose qua. Antonio, ti leggo una lettera, un messaggio che è arrivato in questo momento. Dice: Salve, sto seguendo la vostra trasmissione, sono un medico ospedaliero da poco in pensione. Ho lavorato sempre in emergenza, anestesia e ruoli dirigenziali nel 118. A proposito del balletto delle inaugurazioni delle sale operatori di Castroville, vorrei ricordare anche il fatto davvero penoso della euforica partecipazione di buona parte del personale di quell'ospedale. Questo per dire che è troppo facile, fuorviante, scaricare tutte le responsabilità sulla classe politica. Tutti sappiamo il loro valore veniale, attuale, dimenticando la connivenza di una parte degli operatori sanitari e il silenzio e assenso dei partiti, dei sindacati e dei medici. Si firma Mario Viola, anestesista in pensione. Condividi, Antonio? Ma guarda, Mario è una persona che ha lavorato molto bene nella sua struttura, è una persona che ha una certa libertà intellettuale, però non so se per esempio Mario poteva dire le stesse cose che ha detto adesso quando lavorava, insomma, avesse potuto dirle, perché quello che io noto molto spesso è che i colleghi ospedalieri, i colleghi dipendenti in generale, hanno grande difficoltà ad esprimere il loro pensiero, caro Attilio. Non è che siano tanto liberi. Per questo io ho scelto con orgoglio la medicina generale, perché tra le altre cose, a parte il fatto che mi piace, ma mi lascia questa grande libertà intellettuale di poter esprimere e dire come la penso senza avere preoccupazioni di commissioni disciplinari, perché tu hai parlato e hai criticato questo o quel direttore. Per cui molto spesso questi atteggiamenti sono atteggiamenti dovuti al ruolo che un medico ha nelle strutture pubbliche, per cui io non andrei, diciamo, a dire niente è la vita che è fatta in questo modo. Quello che mi preme, anche io più volte ho sollecitato alcuni colleghi a dire: guardate, siamo noi cittadini di questa provincia, siamo noi cittadini di questo territorio, se non ci diamo una mano noi a risolvere i problemi è inutile che uno prenda una posizione pur non condividendola soltanto perché deve essere filo aziendalista, no? Perché è così che succede. Quindi ci manca questa voglia di riscatto, ma io dico che non è possibile molto spesso in tutti avere questa forma, perché dipende molto dal lavoro che uno fa e diciamo, dalle responsabilità che ha. Io ripeto, voglio vedere le cose buone e positive, cioè i colleghi che hanno lavorato bene, un 118 che ha lavorato benissimo sotto la regia di Borselli, che addirittura nelle prime fasi, tu ti ricordi dell'epidemia, per ritornare al discorso dell'epidemia, si è assunto anche il compito di gestire addirittura le telefonate, no? Quando ancora non c'era l'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione, un Dipartimento di Prevenzione
che ha lavorato benissimo con grande sacrificio. Io dico, partiamo da queste cose positive. Quindi ci sono le cose positive e si può partire da qui. Rubens, esatto. anche per te la stessa cosa? Ci sono degli elementi che lasciano per sperare? Guarda, allora, il Covid-19 ci lascia una grande eredità. L'eredità è quella che un modello culturale della sanità è tramontato. Abbiamo visto noi che non è sufficiente avere dei grandi ospedali iperfunzionanti, come è stato in Lombardia, a cui noi diamo 70 milioni di euro l'anno di mobilità passiva come calabresi, no? Ma è necessario che perché un ospedale possa funzionare bene vi sia un territorio che funzioni bene. E allora prendi la Lombardia e prendi il Veneto. In Veneto loro hanno l'8% degli ultra 65 anni in assistenza domiciliare, quasi 200.000 persone, cioè hanno un sistema territoriale di medicina che funziona, voglio dire, cosa che non è stata in Lombardia. Per cui noi cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo, se vogliamo che i nostri ospedali funzionino, noi dobbiamo fare in modo tale che funzioni il territorio. L'ospedale deve fare l'acuzie, l'ospedale deve fare l'alta specialità, deve fare la ricerca, e questo è il mandato che il Covid-19 ci ha dato. Non si può tornare come prima e dire benissimo, è passato l'alluvione, rattoppiamo le buche e ricostruiamo qualche ponte. No, noi dobbiamo a questo punto avere quella che alcuni stanno chiamando la resilienza trasformativa, cioè dobbiamo noi trasformare la nostra sanità, e questa è una grande occasione, è un'opportunità che dobbiamo riuscire ad utilizzare. Qua il punto è, se abbiamo le carte in regola e abbiamo, voglio dire, chi governa che ha questa idea, questo processo, allora la nostra sanità, partendo dalle risorse umane che noi abbiamo, possiamo fare una grande sanità in Calabria. Se invece noi no, vogliamo rattoppare qualche buco, e allora praticamente la prossima volta verremo spazzati via, perché oggi il Padre Eterno diciamo l'ha fatto arrivare il Covid in Lombardia, se l'avesse fatto arrivare in Calabria io non so a che punto saremmo stati tutti quanti noi. Quindi questo è il mandato che ci viene dato. Siamo in chiusura. Grazie Ruben. L'ultima battuta ad Antonio Di Gianna. Dopo questa epidemia si avverte l'esigenza di robustire, non so, l'epidemiologia, no? Nel territorio, una squadra di persone che vigila, controlla, scruta il territorio, sente il territorio e traduce in fatti quelli che sono anche le possibili emergenze, sa dove intervenire, come intervenire, perché mi pare che questo sia la branca della medicina più importante nel futuro, no? Il disegno dovrebbe essere proprio questo, proprio per concludere, la medicina generale del territorio come medicina sentinella, che evidenzia subito, mette in evidenza le problematiche, un dipartimento di prevenzione diciamo rafforzato e potenziato per la sorveglianza e l'indagine investigativa, poi per quanto riguarda contatti e quant'altro, e delle strutture dove si possono fare tamponi, processare, fare test sierologici, eccetera. Ma questo vale per le epidemie, ma vale anche per il discorso della grande epidemia che abbiamo, che è quella delle patologie croniche. E tieni conto che noi siamo già proiettati adesso, già verso settembre-ottobre, al periodo delle vaccinazioni. Ecco perché io mi rivolgo al Presidente: muoviamoci subito, organizziamo subito questo territorio, perché se per ordinanza, come giustamente ha fatto, bisogna vaccinare il maggior numero di persone, sia per l'influenza, sia per il pneumococco, eccetera, sarà necessario organizzare bene questo territorio per dare risposte di questo tipo, altrimenti abbiamo fatto soltanto nero su bianco e niente. Ma puoi vaccinare per decreto, scusi? Non si può vaccinare per decreto, ma soprattutto non si può obbligare per decreto, per ordinanza, si può fare per legge. La legge che obbliga per esempio tutti a vaccinarsi per l'influenza ancora non c'è, però io capisco la buona intenzione, io stesso sono uno che si vaccina e dico a tutti i miei colleghi operatori sanitari di vaccinarsi, ed è fortemente raccomandato che ci vacciniamo tutti. Certo non può essere obbligatorio, però deve essere fortemente raccomandata la vaccinazione, ma è importante che ci siano poi
i vaccini, anzitutto il numero di vaccini per poter vaccinare tutto, ma le strutture e l'organizzazione territoriale per permettere a tutti di vaccinarsi. Tenete conto che facciamo delle vaccinazioni per un numero enorme, centinaia di migliaia di persone, è previsto in periodo di epidemia, quindi col discorso ancora del coronavirus, quindi con problemi di sicurezza per i pazienti, problemi di sicurezza per gli operatori, problemi di sanificazione, eccetera. Quindi muoviamoci subito adesso per riorganizzare questo territorio. Noi siamo pronti, abbiamo già messo nero su bianco. Chiedo di nuovo alla governatrice di prendere in mano lei questa situazione. Io ho fiducia in questa governatrice che possa prendere in mano, non si lasci convincere da altre cose, perché lo deve fare lei, è quello che spetta a lei in questo momento, perché ripeto, l'altra dirigenza con cui abbiamo avuto a che fare ha sempre palleggiato e non ha dato nessuna risposta concreta. Bene, grazie a Antonio Di Gianna, grazie a Rubens Curia per essere stati con noi. Abbiamo messo in campo una serie di aspetti che riguardano il nostro sistema sanitario. Sono fiducioso che questa esperienza terribile del coronavirus, questa pandemia ci abbia, come dire, svegliato e ci obbliga adesso a guardare con particolare attenzione a ciò che avviene all'interno del nostro sistema sanitario. Vedremo se verrà superato il commissariamento, chi prenderà le redini della sanità e come verrà distribuita sul territorio la risposta sanitaria, sperando che non poggi sempre tutto sulle spalle dei medici, degli infermieri, di quelli che sono in campo e in prima linea, ma che ci sia un'organizzazione tale da sapere esattamente cosa fare, quando farlo e come farlo, perché sennò si va sempre a percorrere vecchie strade che non hanno portato da nessuna parte. Grazie per essere stati con noi. I nostri telespettatori ci chiedono altri argomenti, altre cose di cui vorrebbero ascoltare che cosa si muove. Ebbene, allora martedì prossimo noi ci occuperemo di scuola, perché la scuola deve necessariamente partire. Ascolteremo la voce di coloro i quali sono chiamati ad organizzare il nuovo anno scolastico. Allora, adesso vi lascio a Filippo Verti, noi ci vediamo domani, sempre alla stessa ora. Arrivederci. Abbiamo molte idee ed abbiamo molte possibilità per la ripartenza. Le cose dette dal Presidente del Consiglio ieri sera hanno attivato una nuova stagione, possono attivare una nuova stagione, possono attivare una buona stagione, perché il punto qual è? Con questa cascata di miliardi che arriveranno, lo ripeto, 173 miliardi per l'Italia, di cui 82 a fondo perduto e 91 come prestiti quindi dovranno essere restituiti, offrono una grande chance per il Sud. Una grande chance per il Sud, al di là della fiscalità di vantaggio che è stata annunciata e promessa. Sono tutte risorse utili, bisogna saperlo, per lo sviluppo delle regioni più svantaggiate, cioè a dire del nostro Mezzogiorno. Però qua il punto qual è? Il punto è che le amministrazioni del Mezzogiorno dovranno essere innanzitutto rapide, brave e decise a promuovere progetti che sono degni di finanziamento, per poi garantire di portare a casa la tranche di sovvenzioni che aspetta. Perché è più in generale il progetto del Recovery Fund di cui stiamo parlando e che non è assolutamente una concessione a fondo perduto o anche di più un meccanismo per attivare, come viene detto, sbagliando da alcune parti, per attivare una riduzione del peso fiscale. La riduzione del peso fiscale può essere attivata attraverso altri meccanismi. Il punto è che con questi fondi che sono stati messi a disposizione dall'Europa e che bisogna ovviamente accelerare nella concretizzazione, questo è l'altro punto, se non si attuano le riforme si perdono i soldi. È bene ribadirlo per l'ennesima volta, non sono, come dire, interventi dati senza che si attivi una politica per le riforme, senza che soprattutto si attivi una politica che riguarda due grandi questioni: la questione dei tempi della giustizia, sia civile che penale, la questione della burocrazia. Qui Conte ha promesso di intervenire pesantemente,
mi permetto di dire che questo è il principale problema. O noi attiviamo un meccanismo per cui non ci siano più le persone che ritirano la firma, come è stato detto, perché se non firmi non ti assumi nessuna responsabilità e quindi, voglio dire, si bloccano finanziamenti e quant'altro, oppure noi il rischio che si corre è che tutto questo resti semplicemente lettera morta. Questa terra brucia come un sole ad agosto, la mi fare diventare niente fumo e tutto arrosto. E quando guardo il cielo, è il cielo più bello che c'è, che quando ti risbigli dici è me. Ci su posti che su pugni, altri posti su carezze, certe volte su mugugni, altri volte su bellezze. Dico che terra mia, con una virgola si cangiasse, del ciacchini ci ha messo punto, con una gomma ci passasse, ero cancellassa, questa terra nostra, balla tarantella, usi piglia chitarra e suona calavicella, questa terra nostra fa l'amore con mare, usi stennare a spiaggia e s'asciuttare il sole, questa terra nostra è verde come speranza, quanta gente ti sparla e poi ci viene a vacanza, questa terra nostra è sostanza e cultura, questa terra nostra è senza paura. Nelle giornale parla tante volte cose brutte di una terra abbandonata e di anime distrutte, eppure c'è gente buona che combatte per ti fa sta meglio, che son chiova almeno giorna e ti dice io ti dugno e non ti pigli. Questa terra nostra, balla tarantella, usi piglia chitarra e suona calavicella, questa terra nostra fa l'amore con mare, usi stennare a spiaggia e s'asciuttare il sole, questa terra nostra è verde come speranza, quanta gente ne sparla e poi ci viene a vacanza, questa terra nostra è sostanza e cultura, questa terra nostra è senza paura. A ciope a ti fa bagno, scendi sotto i bronzi, sagli e vidi l'arco magno, a Ruionio le castella, un vale a 1000 cartoline, chissà terre petali rosa e nessuno ci voglio e spine. Ci va più e spine. Chitarra e suona calavicella, questa terra nostra fa l'amore con mare, usi stennare a spiaggia e s'asciuttare il sole, questa terra nostra è verde come speranza, quanta gente ne sparla e poi ci viene in vacanza, e quando guardo il cielo è il più bello che c'è, ma quando ti risvegli dici è me.